Noi lamentiamo quelli che abitano dentro. Eccoci qua, allora, ben arrivato Roberto Betto, Presidente della CIE di Padova, Buongiorno sempre a tutti. agricoltori, e io passo però la parola adesso invece consorzi di bonifica, quindi Presidente Romano, avete avuto un ruolo fondamentale, ma anche tutto quello che è stato fatto prima. Adesso qual è stata cosa si è verificato e qual è la situazione attuale? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio anch'io per la possibilità di venire qui poi a spiegare quello che è successo. Bisogna fare alcune premesse però, perché altrimenti se non facciamo delle premesse... Io infatti voglio quelle sono fondamentali. Non andiamo da nessuna parte. Innanzitutto diciamo che quello che è avvenuto è un evento eccezionale a dir poco, perché si parla e si dice che ha piovuto più del 66, quindi il 66 è stato l'anno horribilis per il Veneto e dopo quella data questa è stata un po' la riprova che questi eventi sono possibili, capitano e quant'altro. La premessa però è che tutto è partito molti giorni prima di domenica, di lunedì, è partita ancora la settimana scorsa, il sistema Veneto coordinato dalla Regione e dalla Protezione Civile ha funzionato, ci siamo trovati nei giorni scorsi, poi domenica mattina, domenica 28 se non sbaglio, domenica 28 si sono trovati proprio al centro di Marghera a coordinare. In quel momento non si riusciva ancora a intravedere la gravità, si guardavano le previsioni meteo erano drastiche, erano veramente bruttissime. E quindi anche la capacità e la sensibilità di attivarsi al massimo quando c'erano delle previsioni, solo previsioni, perché ancora non si prevedeva la gravità. La interrompo solo un secondo, certo. Perché abbiamo una telefonata. Pronto? Salve, buongiorno. Sì, buongiorno, da dove chiama? In provincia di Vicenza. Sì, prego, dica. Niente, volevo fare alcune specifiche ai tre signori che sono in studio. Venite a vedere i fiumi come sono messi nel Vicentino, tipo wow, tipo Chiampo. Dopo volevo dire all'assessore che io passo tutti i giorni per il bacino di Montebello, che è molto importante. Non hanno spostato una sbagliata gara. Io dico in dialetto veneto, dal 2010 a oggi, perché io passo tutti i giorni. Ecco, questo è tanto per chiarire lo stato che si vede. Venga a vedere i guà, che ci sono piante piene di piante d'albero del guà o del Chiampo. Cosa succede se viene di una piena prevenzione? Dov'è la prevenzione? Poi volevo dire a quelli del consorzio, no? Avete a cuore i fiumi in estate perché i contadini devono innaffiare, ma cos'è che fate? Venite a vedere i contadini in campagna qua nel Vicentino, tutti i fossi più piccoli chiusi, perché ne devono seminare fino dentro al fosso. Adesso, certo, chiaro. Grazie. Grazie molto della sua telefonata, così possiamo anche con la premessa agganciarsi alla risposta. Ripeto, credo che la prevenzione sia importantissima, quello che dice il signore Atremo è anche vero, però cosa stiamo facendo? Cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo? Innanzitutto dal 2010 in avanti il sistema Veneto, io continuo a pensare che esista un sistema, è il sistema Veneto in cui i consorzi di bonifica fanno parte a pieno titolo di questo sistema, ha funzionato sia in previsione, sia in emergenza, sia ora. Anche perché in Veneto non sono stati commissariati i consorzi di bonifica, mentre nel sud Italia hanno avuto qualche problemino, quindi vuol dire che hanno lavorato. Non sono mai stati commissariati. Va bene dirlo, perché sennò... Certo, c'è da ragione, ma non sono mai stati commissariati, sono eletti democraticamente, quindi è un sistema che funziona, e i sistemi che funzionano perché cambiarli? Vanno bene così, casomai è da implementare e da aggiornare. Per cui il percorso è stato fatto, è stato quello della prevenzione, sia in termini di opere, quindi negli ultimi 10 anni direttamente la Regione e indirettamente i consorzi di bonifica abbiamo messo 400 milioni di euro di opere, in più i lavori costanti che facciamo come consorzi, quindi raggiungiamo quasi 600 milioni di euro di opere fatte in prevenzione, per cui il lavoro che si è visto l'altro giorno, perché è questo che funziona che quando tu fai le opere, compreso Montebello, poi risponderò anche al signore, quando tu fai le opere poi rimangono e si notano solo quando gli eventi te lo consentono, fra parentesi, di esserci. Quindi l'intervento che abbiamo fatto in questi 10 anni, che ha portato sul territorio investimenti per circa 600 milioni di euro, fatti da Regione e Consorzio di bonifica, hanno attutito una... Cioè sono state fatte delle vasche di laminazione, se non sbaglio. Certo, l'ultima, per darci tempi e modi, Trissino, che la sta facendo il Consorzio Alta Pianura Veneta,
con risorse della Regione del Veneto, è stato ultimato per poter accogliere 2 milioni di metri cubi d'acqua la notte fra giovedì e venerdì. Perché? Perché le previsioni che ci davano erano importantissime, abbiamo fatto le corse, i salti mortali, qui devo non sono state ringraziare. prese alla leggera, insomma, le previsioni. No, ma dicevo appunto prima che la vera prevenzione parte anche dal sapersi organizzare. Abbiamo svuotato tutti i bacini di valle attendendo le piovosità che arrivavano sia in valle che da monte, e questo ha consentito che quando è arrivata la piena dei vari fiumi i canali erano tutti quanti vuoti e hanno potuto ricevere tutte le acque che c'erano. Quindi questo è un lavoro di prevenzione importante che assieme, ma questa è anche gestione, non è solo prevenzione, è gestione. La prevenzione è quello che si fa, bacini, rialzi di argini che sono al limite delle portate, e prevenzione è anche, e qui rispondo se è possibile al signore che diceva prima, i canali. In Veneto c'è una delle poche realtà dove attuiamo i piani delle acque comunali. Li stiamo facendo, li stiamo accompagnando, e questi individuano chiaramente tra parentesi, responsabilità di tutti, compresi i privati, perché bisogna sempre ricordare che nelle aree private i consorzi di bonifica non possono mica operare, per lì ci sono i privati. Non è che tu puoi, in Italia fortunatamente la proprietà è ancora sacra, non è che tu possa entrare nelle proprietà private e fare tutto ciò che vuoi. Nelle proprietà private devono essere privati, però ci vuole delle norme, e queste norme le stiamo mettendo in cantiere, le stiamo attuando, ed è un lavoro molto complicato, difficile, ma che sta dando dei frutti. Ecco perché il lavoro di prevenzione da una parte, di gestione, ha consentito in questo momento di superare l'emergenza, perché come ricordava prima l'assessore, il minimo 530 mm per arrivare anche ai 700 sono piovosità che non si possono nemmeno dire eccezionali. Io credo che non ci siano parole per dare un nome e un cognome a una portata di questo genere. Però al di là, e qui purtroppo i morti che si dicevano prima, e i danni del vento e della pioggia che ha fatto nell'alta pianura, in pianura questo non è successo, il disastro non è avvenuto, nemmeno il 2010 è passato, quindi nemmeno rispetto al 2010 è successo nulla, per un lavoro che si è fatto in questi 8 anni, dal 2010 a oggi, in opere di prevenzione, e compresa in questa partita sta anche la gestione, cioè di saper coordinare, di saper prevedere, di saper lavorare assieme. Credo siano state delle questioni importanti su cui credo che dovremo ancora migliorarci, perché credo che il miglioramento sia continuo. Assessore, se vuole rispondere anche lei per quanto riguarda la zona del Vicentino. Diciamo che i cittadini magari vedono solo la parte loro del problema, ma noi vediamo la parte generale, perché quello che ha detto il Presidente Romano è importantissimo. Diciamo che siccome queste previsioni sapevamo e le avevamo in mano già da giorni, il Presidente Zaia col tavolo di coordinamento della protezione civile e con l'assessore Bottacci, la protezione civile, i nostri dirigenti, con tutto il sistema Veneto abbiamo cominciato a svuotare i laghi di montagna una settimana, 10 giorni prima. A svuotare i laghi di montagna. Quindi sono svuotati i laghi, si sono abbassati i canali, si sono messi in sicurezza i fiumi, e le case d'espansione erano pronte, c'erano tutto il personale fuori della regione, dei consorzi di bonifica, di tutti gli enti nostri, comprese le ULS in caso di emergenza, cioè eravamo tutti lì sul pezzo. E se diciamo la pianura e se tante situazioni, ricordo che il Piave è passato tanto a 10 cm sotto il ponte di Ponte di Piave, giusto mi pare, e quindi non c'erano 10 cm. Forse non c'erano neanche i 10 cm, forse bisogna dire ai cittadini che la macchina della prevenzione questa volta ha funzionato. Purtroppo cosa che non si poteva certamente fermare era il vento e la piovosità, perché quelle ce le manda nostro Signore, quindi questo è successo. Abbiamo anche fortunatamente tenuto duro nelle varie zone della pianura, perché la costa era distrutta, avevamo una marea eccezionale a Venezia che solo i filmati l'ha fatto vedere, che dopo è la quarta marea che c'è stata, una piovosità di 700-800 mm. Cari signori, andate a vedere i filmati del 66, poteva essere il 66 anche in pianura, non c'è stato perché abbiamo appunto messo in campo opere, abbiamo messo in campo prevenzione e tutti i modelli possibili e immaginabili, quindi il nostro sistema ha funzionato, però purtroppo ci sono i danni che adesso dobbiamo ripristinare e rifare. Io sono d'accordo con il signore che dice che dentro i nostri alberi ci sono un sacco di alberi da tagliare. Anche questo dobbiamo cambiare, una normativa nazionale deve essere cambiata, mettere in sicurezza i fiumi significa comunque dare la possibilità
agli agricoltori, ai cittadini, ai comuni, ai rivieraschi e tutti quelli che stanno intorno ai fiumi di poter tagliare tutte quelle piante che a volte vengono sradicate e portate addosso i ponti. Noi siamo intervenuti in parecchi ponti a levar via alberi e questo è un problema nazionale. Bisogna che ci sia una normativa che superi comunque quindi una tutta quella protezione ambientale che io ricordo che solo i lavori sul Piave, io ricordo che eravamo in commissione qualche anno fa, solo per allevare gli alberi che erano caduti dentro il fiume, comitati contro, denunce, TAR, cioè anche i cittadini, anche i comitati devono immaginare che se ci sono delle piante pericolose, ci sono queste tipo di situazioni forestali all'interno dei fiumi, devono essere tagliate, quindi non si può lamentare poi di quello che succede, bisogna tagliarli, pulirli e dare la possibilità di portarli fuori. Ci deve essere una legge che lo consente di fare. Grazie Assessore. Dopo le diamo nuovamente la parola. Presidente, una battuta. La situazione nella provincia di Padova stavolta è stata più calmierata. Esatto. Una volta. La gestione delle acque nel nostro territorio ha dimostrato che un lavoro di squadra lo si può effettuare e anche tutelare sia la cittadinanza che il mondo agricolo. È vero, questo è stato un caso eccezionale perché i millimetri che sono caduti, in genere una quantità di questo tipo può cadere in metà di un anno, e invece è capitato in pochi giorni, e quindi controllare e gestire una situazione di questo tipo non è proprio al massimo della nostra facilità. Qui nella provincia padovana, a parte che ci siamo difesi, pensiamo che però dal punto di vista agronomico non si è riusciti a seminare quel grano che magari si presupponeva, speriamo che si riesca ancora a effettuarlo. Non abbiamo avuto allagamenti in allevamenti di vario genere, il problema più grave lo troviamo lì nella montagna, nel Bellunese, nel Vicentino, nell'Altopiano, e speriamo che un'attività congiunta assieme anche agli agricoltori, che oggi sono le sentinelle di un territorio, infatti lo vediamo anche all'interno della bonifica, che l'importanza dell'imprenditore agricolo fa la differenza per tutelare e quindi salvaguardare non è solo l'economia dell'imprenditore ma anche della cittadinanza in se stesso. Crediamo che le strade imboccate ormai in un'era di un cambiamento siano anche quelle corrette, in cui noi vogliamo stare dentro come squadra, come categoria economica, e che ci venga riconosciuto però il sacrificio che lo si vuol fare. Oggi l'agricoltore anche del Bellunese che si è scoperchiata la stalla o che ha problemi economici non è che chiede risorse, però chiede la collaborazione, una semplificazione della propria vita finché venga risolto il problema in modo tale da poter gestire ancora la propria attività in un territorio difficile da gestire. Ecco, dopo parliamo anche di provvedimenti a livello nazionale, sembra il discorso delle tassazioni, se c'è qualche cosa. Pubblicità, pochi secondi, tra poco.